Prendono sempre più piede anche in Veneto i distretti del commercio, una delle principali espressioni di politica attiva a sostegno del settore economico nell'ambito dei centri storici urbani. Le finalità sono molteplici: rigenerare il tessuto urbano, promuovere un'interazione tra i cittadini, imprese e pubblica amministrazione, valorizzare la qualità del territorio con azioni innovative di politica attiva. La presenza dei commercianti nei centri cittadini sono sinonimo di sicurezza, sono presidi di sicurezza e sono anche sinonimo di qualità della vita, perché andare in un centro cittadino dove c'è il negozio, questo è comunque qualità della vita. Noi su questo dobbiamo fare una battaglia molto forte. Abbiamo messo risorse davvero importantissime, però abbiamo lasciato ai comuni e alle associazioni di categoria, ai commercianti, di declinare questa nostra visione in ambito locale. Quindi ogni progetto ha una sua peculiarità e non può essere diversamente, perché ogni zona del Veneto, e questa è anche la forza della nostra economia, ha delle specificità che non sono replicabili. È sempre più incisiva la concorrenza delle grandi strutture di vendita e dell'e-commerce. Così mettere in rete i commercianti, gli enti locali, i comuni, le associazioni di categoria diventa fondamentale per fronteggiare i grandi rivali. Noi pensiamo alle nostre città svuotate da negozi, è una prospettiva ovviamente alla quale non crediamo. L'e-commerce si disertifica le città, ma di solo e-commerce non vivremo. Sappiamo benissimo che l'esperienza di incontro, di acquisto che offrono i negozi è un'esperienza irrinunciabile e quindi il negozio deve innovare, meglio in una logica di distretto. Il distretto è il luogo dell'innovazione, è il luogo della condivisione ed è la cerniera tra pubblico e privato. Per cui noi sosteniamo risorse che siano più possibile continuative a livello regionale, nazionale, e stiamo lavorando anche per catturare meglio quelle europee per sostenere queste logiche distrettuali. A Padova la Confcommercio Veneto ha voluto fare il punto sulle nuove politiche per i distretti del commercio, un momento di condivisione di strumenti e buone pratiche per favorire l'avvio delle diverse attività distrettuali. L'obiettivo è quello di continuare a mettere in rete gli stessi distretti per creare le buone pratiche, le esperienze positive che possono essere scambiate tra i diversi territori e anche sviluppare azioni innovative che possano trovare maggiori strumenti di finanziamento anche su canali diversi da quelli tradizionali. Per cui il lavoro che stiamo facendo è qualificare sempre più la nostra attività, mettere in rete, dare continuità agli strumenti di finanziamento. Chiederemo con forza strumenti non solo finanziari e non solo dedicati al commercio, perché una città vive anche di abitare, di servizi per i bambini, di tutta una serie di attività che rendono viva la città.